Lega Ambiente, amministrazione di Realmonte, Protezione Civile e villeggianti puliscono la spiaggia di Giallonardo. Le interviste a Puccio, Casa e Graceffa. Gloria Scafè. Una problematica che nell'Agrigentino non passa mai di moda è la difficile fruizione delle spiagge causata dal degrado e dalla inciviltà a cui si accompagna l'incuria degli organi preposti alla vigilanza e alla manutenzione. Numerose dunque le segnalazioni che quotidianamente giungono all'associazione di Lega Ambiente. L'ultima è relativa al degrado provocato dal mancato avvio della pulizia delle spiagge di competenza della provincia regionale di Agrigento. Così il via alla mobilitazione ecologica Giallonardo promossa dall'amministrazione comunale di Realmonte con la collaborazione dei volontari della Protezione Civile Comunale, degli attivisti di Lega Ambiente e di alcuni villeggianti della zona che ieri, venerdì 28 giugno, dalle 8 del mattino e per tutta la giornata hanno provveduto alla pulizia della spiaggia. E dunque appello al senso civico dei bagnanti e alla gestione commissariale della provincia per correre ai ripari. Non lasciateci soli, questa è la richiesta del sindaco di Realmonte, Piero Puccio. La provincia regionale di Agrigento già ha comunicato che le spiagge di competenza loro non hanno trovato fondi per la pulizia e per il salvamento. Noi stiamo cercando questa giornata di pulire e dare un segnale e fare vedere alla provincia e agli altri organi competenti di quello che deve essere fatto. Quindi non lasciateci soli, perché oltre alle spiagge provinciali, cioè Scala dei Turchi, Punta Grande, Giallonardo, Pergole, c'è anche Lido Rossello che stiamo pulendo noi con i nostri fondi. Quindi chiediamo alla provincia di aiutarci e di trovare fondi per pulire le spiagge di competenza provinciale, perché tutta la provincia e tutta la Sicilia ne gode. Si è fatto quanto è possibile per riconsegnare la spiaggia di Giallonardo alla dignità che merita, ha dichiarato la dirigente di Lega Ambiente Claudia Casa. Mai come quest'anno c'è bisogno della collaborazione soprattutto dei cittadini per evitare che le nostre spiagge si presentino in uno stato pietoso come quello che noi abbiamo trovato oggi qui a Giallonardo. Purtroppo il mancato intervento da parte della provincia nella pulizia delle spiagge di propria competenza sta causando un gravissimo danno d'immagine alle nostre spiagge più belle come appunto Giallonardo, Scala dei Turchi, Pergole, quindi c'è assolutamente bisogno della collaborazione dei cittadini, perché alla fine se questi rifiuti si trovano in spiaggia non si trovano per caso, ma perché c'è qualcuno che in ogni caso li lascia. Allora noi facciamo appello al senso civico di tutti quanti. Le spiagge sono nostre, trattiamole come se fosse casa nostra. Diventiamo rifiuti noi stessi se non rispettiamo ciò che abbiamo attorno. Queste le parole di una volontaria, Piera Graceffa. Noi siamo semplici cittadini. Abbiamo tolto la spazzatura, abbiamo tolto i rifiuti. Invitiamo chiunque venga qua a godere della bellezza del mare, della nostra spiaggia, di portare dietro il proprio rifiuto. Poiché voglio essere cattiva, solo così riusciamo a convincerci. Diventiamo rifiuti noi stessi se non rispettiamo ciò che abbiamo attorno. Questo è il nostro oro, questa è la nostra vita. Se non siamo capaci di rispettarla, non abbiamo capito nulla.